leggeva al lume di candela, viveva nel suo mondo, sognava, aveva bisogno di restare da sola, lei con lei in sua compagnia, non amava parlare del suo intimo pudore, non stendeva i suoi grembiuli nelle piazze del paese, per questo dalla gente era considerata una timida pazza, una donna silenziosa. Un giorno cominciò a scrivere sui muri i suoi sogni, tutti i suoi velieri. La sua mente navigava da Bangkok alla Grecia, la sua penna era un oceano, la sua anima svelata. La sua notte, un quadrifoglio, uno scrigno come uno scoglio, a nessuno dava a vedere, ma dentro aveva la luce del sole. Carovane di pirati facevano le feste, principesse divoravano i pesci delle coste. Poi un bel giorno un grande uomo fece un passo senza velo e trovò lì tra le nuvole i suoi scritti, il suo cielo. Lui la prese per la mano e con lei volò lontano nei teatri della vita a scrivere la seta. Tutto il mondo l'acclamava, la voleva, la cercava nei cinema all'aperto, lei leggeva, lei cantava, era all'apice di ciò che credeva il successo. Ma ben presto lei si accorse di tutto quello che aveva perso. Gli mancava la sua casa, la sua voglia di esser sola, e davanti a un foglio bianco non vedeva più l'aurora. Quando il cuore non respira, la bocca resta muta, e piano piano perse anche la voglia della vita. La trovarono imbottita di tracce senza meta, in un letto troppo duro, senza aria, senza vita. Quando il mondo ti regala è perché vuole rubarti ogni attimo del tuo tempo, tutti i tuoi sogni, i tuoi diamanti